Ma c'è due palloni e ci via tu. Mi stai colpendo in testa, guardate. È il blindato! E noi avete continuato però. Ma che avviene? Rigelato in coppa alla spiaggia. Mi piace come sto. Facciamo scarpe ortopediche. Signori, torniamo lì dove si è stati bene. Spogliatoio. Svolgo il processo. Signori, calcetto ignorante. Dopo ben 2 mesi, lo so che vi è mancata questa serie, quindi se vi è mancata e ne vorreste altre, lasciate almeno 5.000 mi piace. Vi porterò un'altra partita di calcetto ignorante. Scrivetemi sotto nei commenti se queste sono scarpe ortopediche o no. E cliccate qui. E coppo per 2. Ma già parto, guarda chi c'è i soldi. Tra qua e qua. Fede, ma tu mi porti manco a sciolare non lo fa oggi. Ma non me la posso fare, perché la fissa la reterina. Ma che schifo, ma come gioco? Ah? Ma come fai a giocare con questa cosa dietro? Non mi interessa. Darai tutto? Ignorante. Questo è il tuo primo calcetto ignorante su YouTube. Cosa ti senti di dire? Niente. Quanto è originale questa maglia da 1 a 10? RM. Meno 1. Perfetto. Ragazzi, il tempo qui non promette bene. Guardate qui che nuvolone. Probabilmente sarà un calcetto ignorante molto bagnato. Calcetto ignorante bagnato. Calcetto ignorante fortunato. Ma che stai chiudendo? Diciamo stai chiudendo. No, ma assurdo. Fino a mosso sole. È incredibile. Cioè, guarda qua, un po' di sole. Quando scimmo noi a così. È incredibile. Come si preparano i campioni? Alfredo, però qua non si sposta il muro. No, non si sposta. No, la concentrazione del mojo. Allora, signori, questo è lo spogliatoio Real Barcellona. Da una parte c'è Messi, dall'altra Pinaldo. Ah, c'è anche Neres. Sì, la buona Ma allora tu Neres. puoi essere Ronaldinho o Neres? No, oggi Neres, ho anche la maglietta del Napoli. Quindi da Magagnà? Ma cagnato fuori. È troppo. Strappa. Non sei ruttorito. Fa comunque scena, comunque fa figo. Oh, diciamo primo ingresso in campo. Importante. Sei contro D'Andrea, che ne pensi? Godo. Bello. Signori, tutto pronto per questo calcio d'inizio del calcetto ignorante, più ignorante di YouTube Italia. Si parte! Cacao, senza geni, cacao. Allora, Neres, serie Neres, da Hulk. Da questa da solo, avanza Hulk. Ed è Zlatan. Ecco qui Neres. Finta. Palla dentro per Neres, la parata. Il blindato! Quasi a porta vuota. Oh! È mano, va giù. C'è un fallo netto del blindato, ragazzi, andatelo a rivedere. E noi avete continuato però. No, fallo prima, scusate. Era fallo prima. Io dire il blindato. Quindi è fallo sul blindato. Quindi calcio di rigore. Si è preso così questo calcetto. Bene. Allora dai 5 metri il blindato. L'apre così. Con 3 occhi il blindato. C'è il tatuaggio, la rincoglionito. Siamo ciato incredibile. Blindato all'impostazione. Sembra Modric. Dietro Hulk. Perde il contrasto, il pallone. Parte in contropiede la squadra degli insertati. Ecco Kakà. Dentro. Per il Pipita. Chiude tutto il blindato. Un blindato a difendere. Non si è una casa. Ecco qui Fiusa la palla dietro. Cocribari il tiro. Palla tra le braccia di Sere Neres. E battere che i piedi. Stiamo a 5 minuti quando ancora capire regola. Prima palla toccata da Meret. Sbagliata però. Che c'è Luis Alberto che recupera il pallone. Indisturbato il tiro alto. Squadre slegatissime. C'è da solo Luis Alberto. Chiuso però da Cribari. Molto molto bene. C'è Kakà. Il tiro! Quagliato in porta Neres. Si torna sull'1-1, signori. Andrea, stai toccando pochi palloni. Però quelli decisivi, Camel. 1-1. Esce Neres da porta e va il blindato, signori. Attenzione, Di qui a Hulk. Dietro per Neres. Il movimento è quello, il brasiliano che c'è lui, si vede. Ecco qui la chiusura di Kakà. Recupera il pallone. Zlatan. Che parata che ha fatto Meret. Madonna. Cribari. Cerca l'impostazione dal basso. L'anticipo qui netto di Zlatan che si incespica lui il pallone e infatti la palla gli sbatte sul piede ed è rimessa dal fondo. No, è rimessa. Quindi calcio d'angolo nella Marotta League. Dietro per Hulk che carica il destro. C'è Kakà che lo mura. Ancora la palla. La bandierina, c'è Fiuso che l'accarezza il pallone. Qui lo recupera ancora Luis Alberto e c'è Meret.
Palla che se la porta direttamente fuori. Bella giocata però, da apprezzare l'impegno. Ecco qui il blindato che gioca contro la sua squadra, si può dire, però poi va a rimediare al suo stesso errore, concedendo il calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto da il Pipita. Ancora il Pipita dentro per il blindato. È Cribari, non è Dembélé. Vedi? Blindato che non vede il pallone. Meret sbaglia il rinvio, il pallonetto delizioso di Zlatan. Almeno abbiamo un po' di equilibrio. Corafius accarezza il pallone, la mette molto bene dentro per il Pipita, una finta su se stesso. Il blindato chiude ancora tutto. Assurdo il blindato. No, io stavo dal male. Stai zitto! Non ci vuoi già, io mi sono abbassato perché mi stai colpendo in testa, guardate. Però aspetta, la palla è arrivata. Il blocco di sì. Se tu ti metti la testa qua, Non ci puoi arrivare, dai. come funziona questo sport? Lamentele su questo intervento, risolte con questo pallone per Fius. Esterno per l'amico Kakà. Sbaglia ancora Kakà. Intanto ragazzi sta venendo giù quasi il cielo, sta piovendo. Diluvio universale, bene, palla sbagliata. E quindi si gasa la squadra dei bianchi, ecco Neres. Mentre continua a piovere. Ancora Neres cerca la giocata da brasiliano qual è. Dentro la palla recuperata, c'è un 1 contro 0 di Kakà che tenta il tiro. 2-2, ancora lui, ancora Kakà. 2-2, ancora pareggio. Luis Alberto. Ecco Neres. Luis Alberto, che palla dentro, chiusa tutta da... la parata di Neres. No, la parata di... come si chiama? Meret su Neres. Ma guarda che pezzica. No, che schifo, non toccarlo. È storico quello. Che storico. Pigli nel livello Mizu qua. Qua sopra è morto. Perde un pezzo storico da dietro ai Rini. Ah, che schifo, Maro. Oh, blindato! Cacoscelegna ha tirato. Con qui ancora Neres. Molto bene la palla per Luis Alberto che però se la porta fuori, se la prende col terreno quando poi lui è scarso. Cerca il tunnel, ma Umukusu è cresciuto. Bravo Andrea. Non è un Koulibaly. Ecco Fius, bellissima la palla dietro per Cribari. E vede ancora Kakà. I gialli giocano molto bene. Ancora Kakà che vuole tentare il tiro, ma c'ha addosso il blindato. Saltato! Terzo gol di Kakà. 3-2. La rimonta è servita. Kakà sulla destra per Hulk. Si torna sul 3-3. Subito, immediato. Tu batti un calcio d'angolo? No. E che ne sai? Mi batti un calcio d'angolo, frate, stai in mezzo campo. Provi a provaci. No, esce il gol, nasce. Vai, va. Capocci. Calcio d'angolo di Alfredo per la testa di Sarnella. In arte Luis Alberto. Ancora per Cribari. Sbagliato l'appoggio. E sbaglia a sua volta Luis Alberto. La palla avanti ancora per Kakà che non tira perché stoppato dal blindato. Hulk, no, addio. Urk. Che ne hai fatto male? Oh, Spider-Man. Urk, Spider-Man, chi è? Batman. Ok, riprende il gioco con Zlatan. Il tiro di Zlatan, fuori. Non vuole entrare proprio. Ha utilità Buffon da poco. Non si è mai visto che sto sole e piove. Ancora Hulk, dietro per Luis Alberto. Luis Alberto. Soprattutto Kakà. Qui... Ma c'è due palloni, hai sciviato? No, fra, mi hai tirato prima un pallone. Vabbè, dai palla, dai. Si decide per il fair play. Ecco Meret che serve dall'altra parte Neres. Perdono un altro pallone i gialli. La palla dentro per Hulk. Sotto la pioggia. La parata di Meret assurda. Può ripartire
Andrea, è aumentato il ritmo. È aumentata pure la pioggia, mucca chi ve mu. Ecco qui il blindato, la palla dentro per Hulk. Ce l'ha sul sinistro, poi se la porta sul destro. La palla arriva tra le braccia di Meret. La giocata bellissima di Zlatan, la parata di ginocchio di Meret. Ragazzi, questa è la condizione con la quale stiamo registrando oggi. A few moments later. Signori, comunque sta diluviando quest'oggi, ma noi non ci ferma nessuno. Ecco qui, Luis Alberto sotto la pioggia, va via. Luis Alberto dentro per nessuno. Signori, ecco qui Kaká, la palla dentro per Kripari, sul destro Kripari si caga sotto e la mette fuori. Io mi sono messo un attimo qua sotto perché ve lo giuro, guardate qui, sta praticamente diluviando tutti i sensi, è assurdo. Partita sospesa per il momento, Neres. Non si può giocare, giochiamo. Oh Blinda, che ne pensi? Tu dici acqua sott'acqua cop, che fa? Allora io si stava optando per una piccolissima sospensione della partita, però sono tornati a giocare perché dicono giustamente pigliamo a Brunghili se ci fermiamo, che è una mezz'oretta. Wow, mezz'ora così, guagliù. Ragazzi, mi sto completamente bagnando tutto. Wow, guagliù, assurdo. Non vedo niente, Fiuso! Arriva il gol sotto la pioggia, battente. Dios Gamer, il Prime è qui. Signori, c'è anche il pubblico delle grandi occasioni. Ragazzi, è praticamente diventato quasi impossibile sia giocare perché non si vede niente, sia riprendere. Guardate qui, non si vede niente. Sta quasi per arrivare. Uno addosso all'altro. Sembra paperissima. Assurdo quest'oggi. Questo video ci sta regalando già delle perle incredibili. Mai visto un video del genere sotto la pioggia battente. Cerca la doppia giocata, ma Neres è duro a mollare, però perdono il pallone. Ecco qui il tiro alle stelle ancora di Zlatan. Meret rimette il pallone in gioco. La stoppa, involontariamente la palla diventa buona per Fiuso, ma viene stoppata, anzi parata dal blindato. Oh Andrea, con un caro più con bagna a casa, sono completamente bagnato. Che merda, sono impurpato d'acqua, non mangiavo manca doccia troppo come voi. Signori, guardate qui, il blindato sta spannendo i panni fuori un barcone. Il blindato. Ma che cazzo strizzi che poi dopo ti bagni un'altra volta. Il tiro, la parata clamorosa ancora di Meret. Allora, ancora dietro c'è Hulk, il tiro a giro, ancora la parata di Meret. Poi ancora Kaká, parte da solo, ne semina un paio, ancora Kaká la può mettere dentro. Assurda la scivolata, troppo ritardataria del Pipita che chiede scusa. La palla ad Hulk. Saltato netto il Pipita, ancora Hulk, salta tutti, Hulk! C'è l'ultimo baluardo, Kaká che dice di no, non si fa saltare. Torna di nuovo a piovere come non mai. Mentre qui altro calcio d'angolo battuto e poi buttato fuori, sprecato da Neres. Completamente andato. Jeans e scarpe. Luis Alberto. Ha un paio da superare. Luis Alberto, il tiro ancora deviato. C'è Fiuso che si ostacola con l'amico di squadra. Ancora Fiuso dietro. Ecco Meret, perdono il pallone, Luis Alberto davanti al portiere, il pallonetto magico di Luis Alberto, inzuppato completamente, dedica il gol a Guendouzi o Guendo no. Beata a te. Allora dopo il gol si ribatte ancora Fiuso, dietro per Kaká, il tiro potente, deviato dal blindato, che si autocarica, sembra Ken. Perfetto. Ecco Ken, ma anche Ken. Ecco qui la palla per Fiuso, la svirgola malamente. Ragazzi, mi dispiace se qualche scena non la state vedendo proprio in maniera nitida, ma state vedendo la situazione con la quale sto registrando, no? Quindi 10.000 mi piace, no 5.000, 10.000. Palla dietro per Hulk nel cerchio di centrocampo, avanza indisturbato, è da solo Hulk, la palla dietro per Neres. Cerca forse una quaglia appostata lì sulla traversa. C'è Neres, spalle alla porta, Neres, chiuso tutto da Fiuso, il tacco delizioso di Kripari, ancora Fiuso, servito da Kaká. Eccolo qui, ancora Kripari, il tacco per Kaká, la palla dentro, per Fiuso, dentro dall'altra parte, la scivolata di Higuain su un'azione clamorosa dei gialli. Ecco qui ancora la palla per Fiuso che l'accomoda dietro, ancora Kaká, conquista il pallone con una rimessa laterale. Il Pipita sbaglia tutto, dalla palla al portiere. Ecco qui, cerca il gran gol
Clamoroso il portiere. Zlatan non ha vinto la Champions League, ma ha fatto un gol della Madonna. Assurdo gol da centro, anzi dalla porta, dalla sua porta. Quindi siamo 5-4, non so. Ancora Kakà, dentro per Fuse che perde il pallone, il contrasto ecco qui. C'è da solo, il pallonetto e la traversa. La polizia no. Il tiro al volo di Kakà. Ecco qui ancora Kakà, può tentare il tiro, stoppato da Neres. Comunque è assurdo perché avendo il pantalone completamente imburpato facevo fatica a muovermi, mi pare che peso 80 kg. È un 2 contro 1, assurdo, tutti avanti, Neres! Sotto le gambe di Meret, Neres esulta da solo, sotto la curva. Poi abbraccia il suo amico di una vita. Tu e il portiere. Allora, oggi siamo uno sopra per i bianchi perché nel frattempo che io ho staccato ha segnato Andrea Ermocio, quindi il suo secondo gol. E avevo staccato proprio in quel momento la registrazione, niente, non ve l'avete visto. Un bel gol sotto e sotto la porta. Ecco, allora i gialli dentro per il Pipita. Sul secondo per Fiuso. Stava per fare la frittata il blindato. Palla presa, recuperata, Fius dentro, che palla assurda per Kakà. Scene veramente da paperissima. Servito il blindato a porta, serve bene Neres che va via. Ancora Neres in mezzo a due, la giocata del brasiliano. Palla a Meret. Cribari perde il pallone, il tiro, la parata di Veretta, assurdo, migliore in campo per i suoi. Palla molto bene servita e poi persa dal Pipita, ancora Meret. Presto convocato nel Napoli Creators. La palla servita per Luis Alberto, scende anche Fius a dare una mano. La parata ancora, assurdo di Meret. Si resta più uno. Maro! Stava quasi per prendere un gol astronomico il blindato. Ecco Hermoz dietro per Kakà. Kakà. Ma è fallo? Ma spinge, fra. Ecco Fiusi, viene a prendere il pallone molto bene. La giocano a 2 e quindi si torna 0-0. Quindi signori, golden goal! Aiu, chi vince esulta. È l'ultimo calcio d'inizio di questo calcetto ignorante sotto il diluvio universale. Allora Cribari vede Kakà stoppato tutto molto bene da Luis Alberto. Scende Luis Alberto, può tentare il tiro. Luis Alberto! C'è ancora il portiere. La palla dentro, il blindato! Si scarta da solo il blindato, assurdo! Stai perdendo per il blindato. Ecco qui ancora il blindato. Assurda la parata di Veretto. C'ha su di lui il blindato. Viene superato. Ecco qui Alfredo, il blindato. La mette dietro. Ecco qui il blindato. È da solo. Il blindato fuori, assurdo. Alla servita ancora per Luis Alberto. Va via molto bene. Ce l'ha sul sinistro. Non tira. Dentro la palla per il blindato. Perro! Madonna che parata assurda, l'ennesima! C'è Zlatan. Dentro per Luis Alberto, la tocca anche questa Meret. Calcio d'angolo per i bianchi, potrebbe essere l'ultimo, vediamo. Ecco qui. No, perché Meret para. Riparte qui Hermocio. Viene fermato doppiamente, la palla dentro per Andrea Fiuso. La parata clamorosa di Neres! Il Pipita! La decide lui! Un gol alla Orsolini! Il Pipita! Barbiciati di Assolini. Guarda il gol! Il Pipita Orsolini Che faccio prima della... decide la partita. Bravo, no. Ah, tu sei sportivo? Si è portato mezza Napoli, mezza Serie C si è portato. Per vincere, Andrea? Poi noi con Gennaro
con l'umiltà, con il popolo, con il piede. Di Gennaro. Quindi signori, questo nuovo episodio del Calcetto Ignorante finisce qui. Se vi è piaciuto e ne vorreste altri, lasciate almeno 10.000 mi piace, perché mi ha già impurpato da capo per sto veramente pieno zuppo. Devo tornare a casa a cambiarmi, se non posso scendere stasera. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E waiu! Ciao. Voglio ironia della sorte. Ha venuto la partita e venuto di Chiover. No, comunque voglio assurdo. Penso che nessuno mai su YouTube Italia abbia registrato un video in queste condizioni. Premiate l'impegno. Camo sicuro me ne qualcosa a gol. Io ve lo giuro. Cioè qua esce l'acqua da qua dentro. Assurdo. Per voi, per voi. Non ci buono, frate. Sono stato io. Non è che è stato. A tre. È un pezzo di merda. Pezzo di merda in macchina, ragazzi. E ora? Mamma mia ragazzi, che giornata.